Si ritorna in presenza, un po' stufi anche della didattica a distanza, giusto? Sì, beh, certo, non è facile stare a casa, ecco. È meglio venire a scuola. Tu invece sei sempre stata in presenza. Sì, io ero in presenza da sola, mentre i miei compagni erano a distanza. Che comunque sono felice di tornare perché comunque in classe anche è più facile stare attenti, seguire i professori, ma comunque anche stando, con tutti i miei compagni, è bello. Ormai la didattica a distanza era pesante sicuramente. E come hai vissuto questi mesi? No, come un po' tutti credo, sempre a casa, no, niente palestre, niente sport, qualche uscita sporadica con gli amici e basta. Quest'anno c'è anche l'esame di maturità. Speriamo sia diverso sicuramente da quello che doveva essere teoricamente, perché appunto abbiamo 4-5 mesi noi dalla quarta e anche adesso probabilmente ne faremo anche altri purtroppo, quindi sì, è anche giusto riequilibrare un po' le cose. Sì, per fortuna è stato duro un po' in questi mesi con la didattica a distanza, però è un bel traguardo rientrare. Incontrare i propri compagni di scuola. Beh, soprattutto per quello, perché stare un po' nella propria camera davanti a uno schermo non è il massimo. E quest'anno c'è anche l'esame, giusto? È una nota dolente, però dai, ce la si fa, cerchiamo di studiare al meglio e così. Sì, non abbiamo delle vere e proprie certezze riguardo all'esame, però insomma siamo pronti e speriamo che vada tutto bene, insomma. In teoria dovrebbe essere un maxi orale. Cercheremo di impegnarci. Sì, certo, noi siamo pronti, a dire la verità, lo siamo sempre stati. Ecco, ora speriamo che le problematiche legate al trasporto siano state risolte. Certo, rispettiamo il 50% di presenza degli studenti a scuola, ci sono turni e rotazioni tali da garantire intanto il rispetto di questa percentuale massima e poi comunque la presenza degli studenti in maniera omogenea nei vari giorni della settimana. E insomma, dopo questi 3 mesi di didattica a distanza noi ricominciamo in presenza.